la solita passeggiata, diciamo, all'Anaitu. Fortunatamente siamo andati sulla sinistra della valle e il giorno, come programma, dovevamo cercare dappertutto, in tutta la valle, in tutte le pareti, altri ingressi, altre grotte. Sono andato con un amico, Francesco Sanna, e abbiamo visto questo ingresso di una grotta a un'altezza dalla valle di una ventina di metri e siamo entrati lì. Questo mio amico a un certo punto è entrato in un curicoletto: "Oh no, andiamocene, ci sono dei rametti, dei rami in legno", no? Sono entrato io. Ho visto, non sono rami, sono ossa di uno scheletro. La polvere coprì, diciamo così, questo cadavere. Affioravano un po' alcune ossa delle braccia e delle gambe, una padellina, diciamo così, qualche oggetto in terracotta, no? Il cranio presentava questo buco. Ciò che è meraviglioso, gli esperti, diciamo così, non era un buco così naturale, ma praticato da qualcuno. Evidentemente in quel periodo praticavano anche queste operazioni chirurgiche. Era come sono appoggiato io, un po', diciamo così, col cranio, con la testa, evidentemente l'hanno sistemato lì, già cadavere senz'altro, così, abbandonato lì tantissimi anni fa. Ho riferito questo fatto a Bruno Preda, che allora era presidente del gruppo Grotte ed era proprio uno dei primi sardi, diciamo così, che hanno intrapreso delle attività dirette appunto alla speleologia, e Bruno Preda disse di non tocchiamo niente, per evitare appunto che questo scheletro si rompa, e aveva notato che era una donna. E in dialetto, in sardo, in nuorese, ha detto: questa è la nostra Iaia. Iaia vuol dire in nuorese, anche nel capitano, vuol dire nonna. Ho detto, questa è una cesaglia, scherzando, eccetera, e cesaglia, bello, dice Bruno Preda. Cesaglia che poi con Iaia non ha niente a che vedere. Cesaglia sono le blatte, ed è rimasto la gruta di Cesaglia.